Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. È una giornata storica questa perché, come avrete saputo, sono stati liberati 20 ostaggi ancora in vita, liberati da Hamas, e sono stati liberati anche i detenuti palestinesi che sono arrivati da poco a Ramallah. Vediamo la prima pagina del Corriere della Sera. Dopo 2 anni liberi 20 ostaggi in vita, i detenuti palestinesi arrivati a Ramallah e a Gaza. Trump al Parlamento israeliano, alla Knesset, che è stato accolto da applausi, e sta per iniziare il suo discorso. Stasera ovviamente ne parleremo a Focus, perché molti parlano di un accordo storico, altri molti osservatori sono perplessi, sostengono che si tratterebbe di una tregua molto fragile, con Hamas che ne approfitterebbe per rafforzarsi in questa pausa, in questa tregua, per poi scatenare di nuovo attentati contro gli israeliani. Ma insomma è tutto da vedere. Per ora c'è una grande esultazione, grande gioia in tutto il mondo e soprattutto in Israele, perché 20 dei 200 che rapiti sono tornati a casa. Gli altri torneranno, anche i cadaveri, nel pomeriggio. Andiamo avanti con la cronaca del Veneto, e partiamo da Giuliano Velo di Fontaniva, che è stato ucciso in Spagna. La polizia sospetta un'esecuzione per droga. Negli anni 90 era stato ritenuto legato alla mala del Brenta. Freddato a colpi di pistola e abbandonato in una zona rurale di El Cantal, a Lorca, in Spagna, Giuliano Velo, 67enne padovano, ritenuto un ex affiliato alla mala del Brenta, potrebbe essere stato ucciso per un regolamento di conti legato al narcotraffico. Il corpo senza vita è stato ritrovato dalla Guardia Civile lo scorso martedì. Pochi minuti dopo, a 15 km di distanza, è stato rinvenuto un secondo cadavere di un marocchino con precedenti per traffico di droga, nascosto nel bagagliaio di una Peugeot bianca, sempre con ferite d'arma da fuoco. Giuliano Velo, originario di Fontaniva, viveva da qualche anno in Spagna in una casa di campagna dove coltivava mango. Nei primi anni 90 il suo nome venne legato all'ex mala del Brenta e venne coinvolto in alcune indagini venete su droga e contrabbando. Nel 2011 fu arrestato in un'indagine che portò al sequestro di 2.600 kg di marijuana e fu condannato a 8 anni di carcere. Nel 2017 venne fermato e poi rilasciato nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Giuseppe Nirta, esponente dell''ndrangheta ucciso a colpi di pistola nel sud della Spagna. Ora la polizia spagnola sospetta possa essere legata ad una rete di criminali operanti tra Veneto, Andalusia e Nord Africa. Servizio di Valentina Visentin. Adesso andiamo a Padova da Chiara Gaiani, perché continuano i furti nel nostro territorio, in tutte le nostre province purtroppo, e a San Giorgio delle Pertiche un 14enne si è trovato faccia a faccia con i banditi. A te, Chiara. Sì, direttore, buongiorno ai telespettatori. Una piaga che non accenna a fermarsi. Sabato vi abbiamo raccontato la vicenda che ha visto protagonista una donna di 76 anni che si è trovata faccia a faccia con i ladri ad Albignasego e urlando li ha messi in fuga. Sabato sera invece è stata la volta di un 14enne. Era in casa con il papà che stava addormentando la sorellina mentre la mamma stava per tornare dal lavoro, visto che è un'operatrice sanitaria, e a un certo punto stava giocando con i suoi amici in videochiamata, come è di moda tra gli adolescenti, quando ha sentito dei rumori. All'inizio pensava fosse la mamma che tornava a casa, poi ha capito invece che qualcosa non andava. È stato molto coraggioso e si è trovato proprio a faccia con i ladri, che gli hanno puntato anche la torcia contro. Lui a quel punto gli ha urlato di andarsene, che quella era casa sua, e ha chiamato il padre. Per fortuna i ladri erano in 3, come si può vedere anche dalle immagini delle telecamere che sono state pubblicate sui social e poi la famiglia ci ha autorizzato ad usare. Se ne sono andati, ma ovviamente la paura è davvero grande. I carabinieri continuano ad indagare su questi episodi. Noi abbiamo raggiunto la mamma di questo ragazzo, di questo 14enne. Vi proponiamo la telefonata che abbiamo fatto con lei, poi la linea può tornare allo studio.
Erano in 3, uno faceva da palo in mezzo al giardino, un altro sul serramento fisso che ho che dà proprio alla zona giorno, puntava la torcia dentro e guardava che non ci fosse nessuno, e il terzo, dopo aver controllato altre finestre, si è messo insomma nello scorrevole che dà proprio al portico dalla mia zona giorno a battere probabilmente con il martello e scalpello sul vetro. E mio figlio, che appunto era giù, ha sentito dei rumori, pensava inizialmente fossi io perché erano le 10:15 della sera, proprio l'orario in cui io, quando monto dal turno del pomeriggio, torno. E in realtà poi ha capito nel giro di pochi secondi che c'era qualcosa che non andava, e quindi è uscito dallo studio, si è trovato in zona giorno con le torce puntate dal serramento e quell'altro insomma che invece colpiva il vetro, la finestra, e quindi ha iniziato a sentire i vetri cadere. Le ripeto, è stato tutto molto veloce, in questione di qualche secondo lui ha acceso la luce e ha urlato di andarsene, insomma. Loro sono scappati e poi mio figlio ha urlato al padre di scendere, che c'erano i ladri. Hanno chiamato immediatamente me, chiedendomi, insomma, dicendomi che c'erano i ladri, chiedendomi di non scendere dalla macchina nel caso fossi lì nei pressi della casa, dell'abitazione, e mio marito ha chiamato subito i carabinieri. Siamo rimasti stupiti tutti dal suo coraggio e dalla freddezza, del sangue freddo che ha mantenuto, ha agito proprio distinto. È normale che poi quando scende un po' l'adrenalina del momento si realizza un pochino tutto, e quindi un po' la paura anche di stare dentro casa propria c'è. E adesso un pochino alla volta, insomma, magari ci servirà anche questo episodio per magari iniziare ad avere qualche accortezza in più, banalmente avvisare io quando sto per partire dal lavoro, in modo che si sappia che non sono ancora arrivata, tenere una luce accesa in più, piuttosto che, non so, controllare di più l'allarme. E a Treviso oro e contanti sono il bottino di un furto in casa di Giuliana Fantoni, che è la presidente nazionale del cinema d'Essè. Purtroppo un'amara sorpresa, ritorno da Roma. Vediamo il servizio della nostra redazione trevigiana. Ladri nelle scorse ore nell'abitazione di Giuliana Fantoni, figlia di Sandro, proprietario del Cinema Edera di Santa Maria del Rovere a Treviso, di cui è dal 2018 responsabile della programmazione e direttrice artistica. I malviventi si sono introdotti nella sua casa in zona Acquette, non lontano dal multisala, nel tardo pomeriggio, quando lei non c'era. L'abitazione era dunque vuota, i malviventi hanno agito indisturbati e la scoperta del furto subito è avvenuta solo al rientro a casa di Giuliana, volto noto insieme ai genitori della cultura trevigiana, non solo per aver raccolto l'eredità di papà Sandro e mamma Lilli, contribuendo a portare avanti l'Edera, che proprio un mese fa ha festeggiato i 65 anni di attività, e il multisala Manzoni di Paese, ma anche per essere stata da poco nominata a Roma presidente nazionale della FICE, la Federazione Italiana Cinema d'Essè. I malviventi si sono dileguati portando con sé contanti e preziosi, modalità ormai assodate da parte dei ladri che nel capoluogo come in provincia puntano senza esitazione a denaro e monili d'oro, senza generalmente toccare apparecchiature elettroniche pur costose per il rischio di venire geolocalizzati. Servizio di Rina Paronetto. Adesso andiamo in diretta a Borso del Grappa da Vanessa Banzato e da Edoardo Paris per una tragedia in casa, un parto in abitazione con una chiamata disperata al 118 e una neonata che purtroppo è morta al Cafoncello di Treviso. In diretta Vanessa Banzato con Edoardo Paris per la parte tecnica. Se volete chiudere perché c'è la voce Buongiorno a te direttore e a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Una vera e propria tragedia. L'intero comune è sconvolto per la morte di questa neonata dopo il parto avvenuto in casa. Come hai detto tu, la chiamata disperata al 118, sul posto in neanche 3 minuti l'ambulanza di Pedemontana Emergenze, ma viste le condizioni disperate della piccola è stato necessario allertare l'elisoccorso che è arrivato da Belluno e ha portato la bimba accompagnata dalla mamma che era in ottime condizioni, accompagnata al Cafoncello di Treviso. Purtroppo poche ore dopo il parto per la bimba non c'è stato nulla da fare. Una tragedia. Con me la sindaca di Borso
Borso del Grappa. Fiorella Ravagnolo, momenti terribili. Lei tra l'altro ha incontrato proprio la famiglia. Sì, poco tempo fa ho incontrato la famiglia. Posso dire una cosa: il parto è stato assistito, è andato tutto bene, si è risolto in breve tempo, non c'era nessuna preoccupazione da parte delle ostetriche. C'erano 2 ostetriche che seguivano la mamma. Si è risolto in tempo breve, nessuna complicazione in atto. C'è stato successivamente da parte delle ostetriche la richiesta di un intervento del 118 per una sicurezza, ma anche quando è salita nell'elisoccorso, che è arrivato subito, non c'era nessun problema, proprio grande da prendersi in considerazione una soluzione così tragica, anche perché di fronte alla visita dei medici dell'elisoccorso le condizioni non erano gravissime, anzi quando sono arrivati anche all'ospedale di Treviso gli hanno fatto con l'indice verso la mamma che tutto era sotto controllo. Successivamente invece si sono verificate un crollo improvviso per una emorragia interna dovuta a una malformazione genetica congenita, quindi non era prevedibile niente, anche se la mamma partoriva in ospedale questa conseguenza ci sarebbe stata, quindi non è stata causa del parto in casa, perché appunto anche precedentemente la mamma ha seguito tutto l'iter della gravidanza, ecografie, visite perfettamente, anche perché una donna non può partorire in casa se non ci sono le condizioni di una gravidanza eccessa come ha avuto lei, insomma. Certo. Tra l'altro non era il primo parto in casa della donna. No, era il 4º parto, quindi altre 3 bellissime bambine che ho visto. Purtroppo questa è stata una condizione non immaginabile e neanche supportata se partoriva in ospedale. Sindaca, lei vorrebbe cogliere l'occasione in questa vicenda terribile e drammatica per smorzare i toni di tutti quei messaggi che stanno aumentando, stanno crescendo in queste ultime ore contro la famiglia di questa bambina. Esatto, ho già visto qualche giornale e soprattutto nei social dei messaggi veramente che mi fanno ancora più rabbrividire. Denunciate questi genitori incoscienti, assolutamente. Ognuno è libero di fare la propria scelta, di partorire in casa. C'era l'assistenza di 2 ostetriche, mi ha confermato la mamma, quindi tutto è andato bene, si è risolto anche in tempo brevissimo, anche perché poi hanno chiamato le sorelline per fare vedere la bimba, tutto perfettamente. Quindi queste cose che vedo scritte nei social veramente mi fanno alzare i capelli e diventare ancora più grigi e bianchi, perché è una scelta di ogni genitore, è una scelta fatta con rispetto e quello che è successo non è dovuto assolutamente al parto in casa. Ecco una precisazione, direttore, che la sindaca ha voluto fare per davvero cancellare, annientare tutti questi messaggi di odio che sappiamo benissimo i classici leoni da tastiera divulgano senza pensarci. Da Borso del Grappa è tutto, direttore, ti ricedo la linea. Grazie Vanessa Banzatto, al nostro operatore Edoardo Paris. Adesso vediamo una tragedia in montagna, Cima Neutra, vicino ad Arsiero. Era scomparso da qualche giorno un escursionista che purtroppo è stato ritrovato morto. Vediamo il servizio. Arsiero è stato ritrovato senza vita alle prime luci del giorno. L'escursionista, cercato dai soccorritori dopo che non aveva fatto rientro a casa. Il 67enne della provincia di Venezia aveva lasciato detto ai familiari che aveva intenzione di dirigersi sul Monte Cavioio, ma poi non aveva più dato notizie di sé e il suo cellulare risultava irraggiungibile. Scattato l'allarme, è stata subito individuata l'auto dell'uomo, ancora parcheggiata alla partenza degli itinerari nei pressi della chiesetta di San Rocco. Si è quindi mossa tutta la macchina delle ricerche con soccorso alpino, vigili del fuoco, guardia di finanza, carabinieri, protezione civile.
È intervenuto anche un elicottero dell'aeronautica militare dotato di un particolare sistema di rilevamento di segnali telefonici. I droni dei vigili del fuoco si sono alzati ed è sotto Cima Neutra che è stato visto uno zaino e più in basso il corpo senza vita. La salma è stata così recuperata. Andiamo in Friuli Venezia Giulia, a Udine, perché è stato ritrovato morto un cacciatore durante una battuta di caccia. Vediamo. Poco prima delle 13 nei boschi di Raschiacco, frazione di Faedis, si stava svolgendo una battuta di caccia quando un colpo partito accidentalmente ha colpito mortalmente Paolo De Luca, 70 anni, residente nel comune di Faedis. I soccorsi sono subito scattati, ma tutto inutile. L'incidente si è consumato in una zona impervia. Saranno le indagini di polizia giudiziaria sul posto i carabinieri di Faedis, del Norm di Cividale e la scientifica del comando provinciale a chiarire tutti i dettagli. La notizia della morte di De Luca ha fatto in pochi minuti il giro di tutta la vallata, con parenti e amici subito accorsi sul luogo del tragico sinistro. La salma, dopo il nulla osta da parte del magistrato di turno, è stata recuperata, caricata su una barella dei vigili del fuoco e presa in consegna dalle pompe funebri e trasferita in obitorio in attesa dell'eventuale autopsia. Tra i primi a giungere sul luogo della tragedia il sindaco di Faedis, Luca Balloc. Sono una persona che sempre è stata molto presente nella nostra comunità, lavorava. Penso l'ultimo lavoro sia stato proprio in ferramenta a Faedis come magazziniere, mulettista, camionista. Era una persona che conoscevo da vicino perché appunto era all'interno di una squadra di caccia della mia frazione. Ricordo da piccolo una volta avevo una scarpa nuova, ero in questo sentiero, non riuscivo più a camminare e lui mi ha portato sulle spalle per tutto il sentiero fino in cima e quindi ho questo ricordo di questa persona buonissima. Non è mai stata molto fortunata perché 3 figli, uno diversamente abile, la moglie con dei problemi che è morta qualche anno fa, quindi tutta una serie di piccole cose che lo hanno messo veramente a dura prova, ma il sorriso non l'aveva mai perso e quindi questo incidente veramente fa ancora più male su una persona così buona. Oggi in regia Francesca Pezzo e Alberto Vittete. Andiamo avanti con la cronaca. Saranno celebrati probabilmente mercoledì a Castelcucco i funerali di Matteo Forneri, il 44enne morto sul lavoro venerdì pomeriggio, schiacciato dalla pressa per l'uva che stava cercando di riattivare. Il terribile incidente di fronte agli occhi del padre Lino, fondatore della cantina Pat del Colmel, di cui Matteo era una delle colonne portanti. Una tragedia che ha sconvolto la comunità di Castelcucco e il mondo vitivinicolo della Marca trevigiana, dove la famiglia Fornera e il marchio di Prosecco a cui ha dato vita sono molto conosciuti. Le esequie del 44enne, se sarà confermata questa data di dopodomani, dovrebbero svolgersi in chiesa alle 15. Davvero sgomento, cordoglio in tutto il paese per questa morte assurda di un uomo che era conosciutissimo, apprezzato e che fin da bambino era nelle viti a lavorare. Allora vediamo invece un 35enne di Feltre che ha perso la vita gettandosi da un viadotto della A23 poco dopo aver avuto un incidente all'interno di una galleria. Il giovane si era allontanato a piedi dall'auto dicendo ad un addetto alla viabilità di stare bene e di non aver bisogno d'aiuto. Probabilmente è stato lo shock, il trauma per questo incidente o altre ragioni che saranno ovviamente oggetto di una indagine. Sentiamo. Era appena uscito incolume da un incidente stradale in una galleria lungo l'autostrada A23. Poco dopo ha perso la vita precipitando da un viadotto. La vittima è un 35enne residente a Feltre, uscito di strada mentre percorreva la Palmanova Tarvisio in direzione sud. Il giovane è uscito di strada dentro una galleria in comune di Chiusaforte, finendo contro un muro. Ad un addetto alla viabilità di Autostrade per l'Italia, intervenuto sul luogo dell'incidente, aveva detto di sentirsi bene e di non avere bisogno di aiuto. Poche parole prima di uscire a piedi dalla galleria raggiungere il viadotto dal quale è precipitato morendo sul colpo. Inutile l'intervento degli operatori sanitari del 118 che non hanno potuto che constatare il decesso. Sul posto anche la polizia stradale di Udine per i rilievi e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza. E non è stata ancora fissata la data dei funerali di Diego Lunardi, il 44enne morto sabato scorso in un tragico incidente sulla strada dei pescatori a Codevigo.
La moto era la sua grande passione, una passione che è stata fatale per Diego Lunardi. Non sono ancora stati fissati i funerali del 44enne di Codevigo, morto sabato pomeriggio intorno alle 17, dopo un tragico incidente sulla strada dei Pescatori, poco lontano da casa. Aveva passato la giornata al mare, stava facendo rientro sulla sua Kawasaki 750 quando si è scontrato con l'auto condotta da un trentenne di Piove di Sacco, finendo sull'asfalto. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per Diego Lunardi non c'è stato nulla da fare. Sul posto, con i SUEM, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Piove di Sacco che stanno conducendo le indagini. Secondo una prima ricostruzione, all'origine dell'incidente potrebbe esserci stato un sorpasso azzardato. Grande il dolore a Codevigo, dove si era trasferito da poco, e a Piove di Sacco, dove era molto conosciuto. Servizio di Chiara Gaiani, vediamo una notizia dall'Arena di Verona, un altro incidente, esce di strada sulla statale e c'entra in pieno il guardrail, paura per un 23enne che non si troverebbe in condizioni gravi. Vediamo la cronaca sindacale, la rivolta dei sindacati della CGIL in particolare contro il nuovo protocollo regionale sugli appalti, in diretta da Venezia. Filippo Fois. Tiziana Basso è segretaria generale della CGIL del Veneto. Oggi il sindacato è in presidio di fronte a Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale del Veneto, contro il nuovo codice degli appalti. Cos'è che non va bene? È questo protocollo che tra l'altro abbiamo chiesto noi di rinnovare, di rivedere, noi ce ne avevamo già uno dal 2020, non porta dentro a sé quegli aspetti fondamentali di tutela delle lavoratrici e lavoratori. Noi abbiamo chiesto di modificare quel protocollo perché, seppur era avanzato per allora, aveva dei punti di criticità. Il primo era che la stessa azienda Zero, quindi la principale stazione appaltante della regione, non lo attuava, quindi non faceva gli incontri preventivi, a fronte delle nostre richieste di incontro non ci rispondeva e quindi volevamo una maggiore efficacia. Poi sul tema della legalità soprattutto e della sicurezza, cos'è che non va bene? Anche perché CISL e UIL invece l'hanno sottoscritto questo accordo. Non va bene il fatto che non si scorporino dai costi che poi vanno al ribasso i costi per la salute e sicurezza, oltre che quelli del costo del lavoro vero e proprio. Questo è il punto principale. Non va bene che non si metta mano agli appalti a cascata, perché questo significa fondamentalmente che, come abbiamo visto purtroppo in molte situazioni, non si sa qual è l'azienda finale e cosa succede in quell'azienda finale. Questo di fatto porta il rischio reale dell'infiltrazione e il rischio reale che la salute e sicurezza non venga attuata. Noi abbiamo la percentuale, come in tutta Italia, degli infortuni che si concentra sugli appalti. Qua stiamo parlando della regione che per appalti pubblici intendiamo tutti i lavori, certo edili, ma anche tutta la parte che riguarda sanità, le mense, le pulizie e gli appalti di manutenzione, quindi tantissime risorse anche economiche, e quindi noi pensiamo che sia necessario, attraverso questo percorso, che sia lo Stato, la Regione per prima ad attuare dei percorsi che portino a legalità e a salute e sicurezza. Sono 1000 le ore di ferie solidali donate dai dipendenti dell'Electrolux di Susegana ad una collega in difficoltà. Abbiamo raccolto 1000 ore di ferie solidali a favore di un lavoratore che era rimasto senza nessun istituto disponibile per poter continuare a avere un reddito. Importante gesto di solidarietà dei lavoratori dello stabilimento Electrolux di Susegana nei confronti di una collega che sta attraversando un momento difficile a causa di una grave situazione di salute. L'operaia aveva esaurito le ore di malattia, ferie e permessi. L'unica alternativa sarebbe stata quella di chiedere un'aspettativa non retribuita. Ma le condizioni economiche non lo permettono e pertanto abbiamo deciso di attivare quelle che si definiscono ferie solidali, che è un istituto di legge, previsto dalla legge, regolato dal contratto nazionale, da accordi aziendali, che viene attivato su richiesta delle RSU per un dipendente alla direzione aziendale, in questo caso dell'Electrolux di Susegana.
La procedura, applicata per la quarta volta in 15 anni nello stabilimento, prevede che la direzione faccia un'istruttoria sulla fondatezza di quanto sollevato e se la valutazione, come in questo caso, è positiva, si arriva attraverso un accordo interno aziendale a promuovere le ferie solidali. Che sono una raccolta di ferie date dagli altri dipendenti dello stabilimento in maniera volontaria e se ne hanno le disponibilità, e serve appunto a costruire un bacino di ore che il lavoratore potrà usare e continuare così ad avere la tutela del posto di lavoro e una retribuzione. Quando il 10 ottobre è arrivata la busta paga, la lavoratrice ha trovato l'importante dono dei colleghi. Ha ringraziato tutti perché ovviamente potrà affrontare con serenità questo periodo molto difficile che altrimenti non sapeva come affrontare. Servizio di Francesca Bozza, e cominciano a volare gli stracci in vista della politica, in vista delle regionali del 23-24 novembre prossimi, in particolare anche se Alberto Stefani non risponde all'attacco di Giovanni Manildo, i toni si stanno surriscaldando. Manildo aveva detto Stefani sta con la Lega di Vannacci, e Stefani ha risposto: io mi occupo dei veneti, non rispondo a queste accuse sterili. Sentiamo. Se poi il programma deve essere la continuità di Zaia, e allora a questo punto vuol dire che Zaia, che non poteva candidarsi, ha messo un suo fantoccio, e cosa ne succederà? Lei ha definito Stefani un fantoccio. E l'ho sentito apertamente con le mie orecchie, e non merita questi epiteti perché è una persona brillante, preparata, competente, eletto prima come sindaco e poi 2 volte mandato dal Veneto a Roma come parlamentare. Questo deve essere chiaro. Per cui non accetto epiteti offensivi nei confronti del futuro governatore del Veneto. I fuochi della campagna elettorale sono ufficialmente iniziati nonostante l'apparente aplomb dei diretti avversari, e dopo le pacatezze del primo confronto elettorale a Padova sulla sanità è il momento degli affondi. Mossa iniziale è quella di Giovanni Manildo, che ha definito Alberto Stefani la scelta della Lega più estremista, vannacciana e salviniana, nonché complice della deriva politica del partito in questi ultimi anni. Alberto Stefani da par suo gioca di rimbalzo: non parlerò mai male dei miei avversari, non risponderò alle critiche sterili, ma resterò sempre aperto al confronto leale con tutti, dice durante la giornata elettorale spesa nel Veronese. Ma sono i suoi soldati a lanciare le stoccate, a cominciare da Alberto Villanova, che conia la definizione falce e Manildo per criticare l'entrata di Rifondazione nel campo largo del centro-sinistra. Il muro di Berlino è crollato nel 1989, attacca Villanova. Alcuni comunisti anche in Veneto non si sono però arresi alla storia, e ora Manildo, pur di raccattare un po' di voti, gli dà asilo politico. È disperato e apre sempre di più il fronte sulla sinistra, lasciando al suo destino il centro. Come farà Manildo a tenere a posto e unita una coalizione che non è certamente con lo stesso pensiero? Il nostro programma è molto democratico, e la garanzia più garanzia che c'è è quella di Giovanni Manildo, che sicuramente non è un comunista, che sicuramente è un democratico, che sicuramente è una persona di grandissima moderazione, e abbiamo dato spazio anche quell'anima di sinistra che c'è nell'ambito del campo largo del centro-sinistra, che non ci disturba, anzi non ci crea nessun problema. Parlano di diritto alla casa e diritto del lavoro, che non ha nulla a che vedere con la falce del martello, come dire, sovietica. Intanto il Carroccio prepara il lancio ufficiale della campagna di Stefani al Palageux di Padova mercoledì sera. Ci sarà Matteo Salvini e ci sarà anche quel Luca Zaia, non solo senza lista ma anche senza nome nel simbolo Lega, e che a Venezia ha lanciato messaggi sibillini. Prendo atto che per qualcuno sono un problema, vedremo di farlo diventare reale. Il presidente Zaia è un militante della Lega e sarà quindi un uomo di partito, e cercherà di portare al massimo il suo contributo a quello che sarà nella lista. Vogliono o non vogliono il nome, non importa, perché è lui stesso un simbolo. Dalla battuta che ho fatto io la recepisco nel senso che è pronto ad affrontare le sfide. Se uno è presidente può finire anche la sua corsa, gli hanno offerto molte altre situazioni. Questa cosa qui, lista no, lista sì, terzo mandato. Io oggi ho letto la sua intervista come il non aver tanta voglia di correre. Poi io trovo anch'io stucchevole il fatto che ieri c'erano già i nomi della giunta e del presidente. Beh, intanto
si vincano le elezioni, perché non è detto che vincano loro. Cautela condivisa dal coordinatore veneto dei meloniani Luca De Carlo, che solo ieri ammoniva: prima bisogna vincere e soprattutto analizzare ciò che esce dalle urne. Il risico assessori, che tutti negano almeno ufficialmente, continua a tormentare il centrodestra. C'è ancora tutto da programmare, è inutile programmare prima. Mi sembra un senso di onestà anche nei confronti dei cittadini che vanno a votare. Quando i cittadini scelgono dare la preferenza a una determinata persona, è giusto che questa abbia un incarico più specifico, più dettagliato a seconda delle competenze che ha. Rosanna Conte e Antonella Tocchetto, ospiti del nostro caporedattore centrale Nicola Zanetti su Antenna 3 e il Movimento 5 Stelle. Andiamo a sentire le ultime in vista delle regionali da Francesca Bozza con Marco De Blasis. A te Francesca. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Insieme a Nicoletta Rizzetto siamo insieme a Marco De Blasis. Grazie per essere con noi. Grazie a voi, buongiorno. Perché ieri sera alle 22 si è chiuso il voto online per chiedere l'approvazione delle liste dei candidati a sostegno della coalizione che appoggia il candidato del centro-sinistra Giovanni Manildo alle prossime elezioni regionali del 23 e 24 novembre. Vi do due dati: 1146 sì, 208 no. Viene dunque approvata la lista dei candidati e dunque la campagna elettorale dei 5 Stelle entra nel vivo. Certo, si comincia da oggi ufficialmente. I nostri candidati sono tutti candidati del territorio con professionalità, con anche un'esperienza civile in certi casi, ma anche un'esperienza amministrativa in altri, per cui sono delle liste molto, molto efficaci sul territorio. Siamo sicuri che faremo molto bene su questa coalizione e il voto è stato un voto positivo per le coalizioni e quindi siamo fiduciosi. Da oggi insomma si comincia. Ecco, un voto positivo. Io vi do però un altro dato che adesso faccio commentare subito Marco De Blasis, perché su 4.498 aventi diritto al voto hanno partecipato 1.354 persone con un'affluenza dunque del 30%, un dato che va letto positivamente o vi lascia un po' di amaro in bocca? No, è un dato che ci aspettavamo francamente, perché rappresentano esattamente più o meno i componenti dei gruppi territoriali che abbiamo sul territorio, perché sono veramente la forza propulsiva del movimento che appunto lavora sul territorio con iniziative, con eventi, con banchetti ed è una risposta importante, perché è una risposta a nostro avviso molto significativa, simbolica e significativa. È chiaro che gli iscritti sono di più, ma gli iscritti noi riteniamo che siano in qualche modo anche i simpatizzanti, coloro che magari a volte vengono, poi si allontanano, ma in realtà queste sono le persone che per noi per cui contava avere l'apporto. Sì. Quello della consultazione con i vostri sostenitori rimane un punto fermo in ogni tornata elettorale? Ma certo, noi è uno dei nostri principi saldi, cardine. Per noi è importante mettersi anche a nudo e anche rispetto alle critiche a volte, perché questo insomma è una conseguenza della democrazia, ma noi la accettiamo volentieri, per cui ci mettiamo a disposizione e sicuramente non rinunceremo a questo principio, assolutamente. Movimento 5 Stelle che rientra in questo campo non largo, larghissimo, di anche anime diverse a sostegno del candidato Giovanni Manildo, anime che sembrano anche in qualche modo potrebbero sembrare perlomeno in contrapposizione tra di loro, ma che hanno trovato comunque un punto di incontro importante, quello di sostenere il candidato Manildo. Certo, è stato fatto un lavoro lungo di consultazione, di confronto su temi anche importanti, a volte anche magari non divisivi, ma magari con qualche accezione di diversità, però riteniamo che Manildo sia capace, in grado di raccogliere attorno a sé un po' tutte le istanze dei cittadini veneti, chiaramente in una coalizione progressista, in una coalizione che possa veramente cambiare questi 20-30 anni di amministrazione di destra che in qualche modo ha portato oggi la regione e la sanità nelle difficoltà che tutti conosciamo, per cui crediamo fermamente che possiamo fare bene, non facciamo auspici perché portano male, però noi siamo molto molto contenti, ci impegneremo assolutamente. Il movimento sarà una voce credibile, una voce importante in questa coalizione, perché sono ormai diversi anni anche noi che siamo sul territorio e insomma
è passato un po' di tempo, per cui insomma io, che sono anche colui che ha iniziato tra i primi a essere nel movimento, mi sono reso conto della trasformazione in positivo assolutamente, e quindi saremo un ottimo sostegno e una voce importante, sì. E a sostenere ci saranno anche leader del movimento attesi, non anticipiamo nulla, ma insomma Giuseppe Conte arriverà in Veneto da qui al prossimo 23 novembre per sostenere Giovanni Manillo. Certo, non solo il Presidente Conte, ma insomma abbiamo anche i nostri europarlamentari come Gaetano Pedullà, stiamo vedendo anche per altri politici insomma nazionali che possono venire a dare, ma non solo a fare presenza, semplicemente a sostenere quello che è il programma di coalizione, che è un programma serio, un programma per i veneti, e riteniamo che sicuramente politici di levatura nazionale aiutano un po' a attirare l'attenzione, ma il lavoro lo dobbiamo fare noi sul territorio, i nostri candidati, assolutamente. Che possono iniziare appunto dopo il voto di ieri sera a lavorare ufficialmente in questa campagna elettorale. Grazie a Marco De Blasis. Con Nicoletta Rizzetto è tutto, la linea può tornare al direttore. Grazie molte Francesca Bozza, Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica, e abbiamo parlato di regionali e di 8 assessori l'altra sera a Focus. Tra gli ospiti c'era anche il vicepresidente del Consiglio regionale per Fratelli d'Italia, Enoch Soranzo. Sentiamo cosa ha detto. A rispettare intanto le decisioni a casa degli altri e non ci siamo mai permessi di sindacare, neanche di giudicare, quindi assolutamente no. Sarà una decisione in piena autonomia della Lega. Sicuramente posso dire che sono sicuro che se il Presidente Zaia si dovesse mettere a capolista della Lega, sicuramente onorerà l'impegno, perché è un Presidente che ha sempre onorato tutti gli impegni che si è assunto. Sicuramente la decisione di avere una squadra, diciamo, anche se qualcuno magari non è proprio d'accordo, come sentivo prima l'esponente, che non piacerà, ma noi stiamo lavorando in Consiglio regionale perché abbiamo lavorato per dare un bilancio, un registro provvisorio, continuità al Veneto, non per creare nessun tipo di difficoltà ai nostri dirigenti, ai settori, perché deve continuare a correre il Veneto. Siamo a lavoro con lui su tante sfide e lo saremo fino all'ultimo secondo di questa legislatura per far iniziare al meglio chiunque sia la prossima legislatura. Così Enoch Soranzo l'altra sera a Focus. Riprendiamo con la cronaca. In Veneto, controlli antidroga alla stazione di Padova, sono stati arrestati 2 spacciatori. Da tempo pendolari e residenti della stazione avevano segnalato alle forze dell'ordine la presenza di un uomo che vendeva flacconcini sospetti. Durante un controllo antidroga nella zona, i poliziotti hanno individuato e arrestato un 45enne nigeriano. Lo straniero è stato sorpreso mentre stava vendendo un flacconcino di metadone ad un 30enne padovano. Nelle tasche aveva altri 6 flacconi, tutti pieni di metadone, pronti per essere venduti ai clienti abituali. Il 45enne riceveva il metadone dal Serde e poi, invece di utilizzarlo, lo rivendeva per poter così investire i soldi nell'acquisto di cocaina ed eroina per uso personale o per spacciarla. È stato arrestato e condannato ad 1 anno di carcere. Un altro nigeriano di 30 anni invece è stato arrestato poco lontano dalla stazione in via Foscolo mentre vendeva eroina ad un 27enne. Un falso cieco pizzicato dalla Guardia di Finanza a Vicenza. Finge di essere cieco per più di 50 anni. Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Vicenza denunciano un falso invalido per truffa ai danni dello Stato. L'uomo ha percepito indebitamente per oltre mezzo secolo indennità e sussidi destinati ai non vedenti per un importo superiore al €1.000.000. La Guardia di Finanza di Arzignano è stata impegnata per più di 2 mesi nelle indagini e nel pedinamento di un 70enne, titolare dal 1972 di rendite e indennità di accompagnamento per cecità assoluta. L'uomo è stato ripreso mentre compiva, senza aiuto e con grande disinvoltura, diverse attività, tra cui il giardinaggio o l'acquisto al mercato di frutta e verdura che sceglieva dal bancone, pagando in contanti con denaro
scelto dal proprio borsello. Il quadro probatorio è stato poi consolidato dalle risultanze della perizia eseguita da uno specialista. L'autorità giudiziaria ha quindi rinviato a giudizio il falso cieco, accusato di aver ingiustamente sottratto risorse pubbliche destinate al sostegno delle fasce sociali più deboli e realmente bisognose. È stata infine eseguita una verifica fiscale che ha consentito di sottoporre a tassazione oltre 200.000 euro di proventi illeciti, pari alle rendite indebitamente percepite dal settantenne nell'ultimo quinquennio. Falso cieco per 50 anni deve essere un record assoluto. Il servizio era di Carlo Alberto Inghilleri. Passiamo alle risse, l'alcol, la lite, un colpo al volto, un diverbio tra 3 uomini a una sagra è sfociato in un'aggressione. Un 39enne di Cairano è grave in ospedale. È ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Cafoncello di Treviso un 39enne di Cairano San Marco rimasto coinvolto in una violenta lite a Sernaglia della Battaglia, in particolare nella frazione di Fontigo, dove è in corso in questi giorni la festa di Santa Libera organizzata dalla Proloco, e proprio nella zona della Sagra, in via Chiesa, è scoppiato il diverbio tra il ferito, che si trovava a Fontigo insieme a un coetaneo, e un 62enne di Pederobba. All'origine del litigio ci sarebbero dei motivi futili, i toni si sarebbero alzati per qualche bicchiere di troppo. Il 39enne, colpito al volto, è caduto a terra battendo la testa. Che le sue condizioni fossero serie è stato immediatamente evidente. L'uomo è stato soccorso in pochi minuti dai sanitari del SUEM 118 e trasportato in ospedale, dove si trova tuttora in prognosi riservata, anche se non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri della stazione di Cison di Valmarino, arrivati sul posto, hanno ricostruito l'accaduto raccogliendo le testimonianze dei presenti. Denunce ancora non ne sono state depositate, in attesa di accertare quale sarà la gravità effettiva delle ferite riportate dal 39enne. Servizio di Lina Paronetto, e vediamo a Cortina d'Ampezzo si sono avvalsi della facoltà di non rispondere i 3 destinatari delle misure cautelari eseguite per la vicenda delle estorsioni, dello spaccio di droghe e del tentativo di infiltrarsi negli appalti delle opere olimpiche, le opere ovviamente che vengono realizzate in vista delle prossime Olimpiadi. Sentiamo Tiziana Bolognani. Dalla spavalderia dettata da una fama che li precedeva il silenzio tombale, non hanno risposto al giudice Leopoldo e Avvise Cobianchi, gli irriducibili degli Ultras della Lazio, già guidati da Diabolic e Fabrizio Piscitelli, ucciso in un agguato in un parco di Roma nel 2019. Raggiunti dalla notifica delle ordinanze di custodia cautelare, una in carcere, l'altra ai domiciliari, i fratelli Cobianchi non hanno spiegato come e perché i loro interessi legati alla malavita romana si fossero spostati a Cortina, perché e come avrebbero voluto insinuarsi negli appalti per le opere olimpiche. Nell'operazione Reset, diretta dalla DDA della Procura di Venezia e condotta dai carabinieri di Cortina e di Belluno, c'è un terzo indagato, Daniele Mazzarella, di 29 anni, a cui è stato imposto l'obbligo di dimora nella capitale. Droga, controllo delle discoteche e degli eventi nei ristoranti di Cortina, un racket gestito con metodi di stampo mafioso, intimidazioni, certo, ma anche minacce, percosse, sequestro di persona, fino al tentativo caduto nel vuoto di corrompere l'assessore Stefano Ghezze per potersi accaparrare lavori olimpici. I reati contestati a vario titolo sono quelli di rapina, estorsione, tentata estorsione e porto abusivo d'arma, con l'aggravante dell'uso di modalità mafiose. Nella corposa documentazione raccolta dagli inquirenti ci sono intercettazioni, testimonianze dai contenuti che fanno accaponare la pelle, nomi dei locali coinvolti nel giro di droga e il tentativo poi fallito di entrare a gamba tesa negli appalti, dal Bob a Socrepes al villaggio olimpico. Di fronte i Cobianchi si sono trovati un muro di gomma che oggi viene rivendicato con orgoglio dal sindaco Gianluca Lorenzi. A Cortina non c'è spazio per criminalità e malaffare. Vediamo alcuni titoli del Corriere del Veneto. Giulia Schiff, io come una donna stuprata e costretta a giustificare la minigonna. Mi opporrò a questa sentenza, una sentenza che ha portato all'assoluzione degli 8 militari che nell'aprile del 2018 la sottoposero ad atti di nonnismo. E poi tumori rari, la speranza da un nuovo farmaco. Sarà disponibile dal 2026, il farmaco a breve disponibile in regione allo IOV, l'Istituto Oncologico Veneto,
è stata la direttrice Zovato a parlare di efficacia. Mauro e la sua vita con Icaro, gufo reale di 16 anni, geloso di mia moglie e dei clienti, fa dispetti e tiene il muso. E poi Eva Grimaldi, i miei video con Imma come Sandra e Raimondo, i social, un baratro, e qui siamo diciamo sul gossip. Ancora cronaca, ruba una bici elettrica da oltre 14.000 euro, scappa e aggredisce il negoziante, è stato arrestato a Cortina d'Ampezzo un 45enne. Momenti di tensione sabato mattina nel centro di Cortina d'Ampezzo, teatro di un arresto in flagranza di reato di un 45enne di nazionalità rumena con precedenti e senza fissa dimora in Italia, responsabile di rapina impropria e uso di documenti falsi. L'uomo era entrato in un negozio di noleggio di bici del centro e, approfittando di un momento di distrazione del personale, era riuscito ad impossessarsi di una costosa mountain bike elettrica del valore di circa 14.500 euro, dandosi poi alla fuga. Il titolare del negozio se n'è accorto, si è lanciato all'inseguimento del 45enne. Una volta acciuffato, il malvivente, nel tentativo di divincolarsi, ha aggredito il commerciante. È stato a quel punto che sono arrivati i carabinieri e sono riusciti a bloccare l'uomo e a portarlo in caserma, dove gli accertamenti hanno consentito di verificare anche il possesso di documenti falsi. La bici è stata recuperata e restituita al titolare del negozio, mentre il 45enne è stato arrestato e trasferito nel carcere di Belluno. Un arresto che segna un nuovo punto a favore dell'impegno svolto dall'Arma di Cortina nel controllo del territorio, dove, annota il maggiore Bui, il senso della fiducia e della protezione deve rimanere tutto l'anno. Incendio e temporanea evacuazione dei giovani detenuti all'Istituto di Pena Minorile di Treviso, al culmine di una settimana di tensioni sul posto. I vigili del fuoco e agenti della casa circondariale, in trasferimento 3 soggetti problematici, ma la situazione per i sindacati degli agenti penitenziari in questo istituto è esplosiva. 2 materassi dati alle fiamme, uno in cella, l'altro in bagno, il denso fumo, i detenuti evacuati nei punti di raccolta in cortile. Ancora un incendio appiccato volontariamente al carcere minorile di Santa Bona, dove nell'ultima settimana si è assistito a una vera e propria escalation di violenza, culminata nell'allarme lanciato ai vigili del fuoco, partiti alle 20:30 con 2 mezzi dal comando di via Santa Barbara. Il personale della struttura era già intervenuto con gli estintori, gli uomini del 115 hanno terminato lo spegnimento e ventilato le celle del primo piano in modo da far uscire il fumo. Verificato che non ci fosse un rischio monossido, i ragazzi sono quindi potuti rientrare nelle celle. Alta tensione legata allo scontro tra 2 gruppi rivali. Nei giorni scorsi un altro paio di episodi critici con i detenuti che non volevano rientrare nelle celle, protagonisti in particolare 3 soggetti, uno dei quali è già stato trasferito in un altro istituto penale, mentre gli altri 2 sono di fatto in partenza a ore. Tra loro giovanissimi di neppure 16 anni. Abbiamo avuto colleghi della polizia penitenziaria costretti a ricorrere alle cure mediche, si è stati costretti a evacuare l'istituto per evitare conseguenze più grosse. Sono dovuti intervenire anche altri colleghi della vicina casa circondariale. E tutto ciò sembra normalità ormai. Al minorile i posti sono 12, i ragazzi attualmente detenuti sono 17, ma a giugno si era arrivati anche a 28. Sovraffollamento, ma anche condizioni di fragilità di buona parte dei soggetti rinchiusi rendono la situazione estremamente problematica, come era stato palese lo scorso giugno, quando a Santa Bona era scoppiato un altro incendio. Difficili da dimenticare infine le immagini e i rumori della rivolta dell'aprile 2022. La struttura non è più idonea, è pur vero che a breve si dovrebbe aprire la nuova struttura per minori a Rovigo, ma è pur vero che questa situazione non è più tollerabile, non è più rinviabile. A parere nostro bisogna intervenire immediatamente, se non chiudere definitivamente anzitempo la struttura, assolutamente non idonea, soprattutto se a essere ospitati vi è un numero altissimo o comunque rispetto alla struttura un numero non più gestibile.
Subito dopo il rilascio degli ostaggi da parte di Hamas che sono tornati a casa in Israele, è iniziato l'intervento del presidente Donald Trump alla Knesset israeliana, al Parlamento, insieme al premier israeliano. Vediamo la diretta del premier Netanyahu, che ringrazia ancora una volta il presidente Donald Trump per l'accordo di pace che ha portato alla liberazione degli ostaggi israeliani. With our military pressure and President Trump's global leadership, we achieved this historic moment. It's a moment of indescribable joy as our nation embraces our sons who are coming home. Mr. President, this week, Jews around the world are going to read the book of Ecclesiastes, Kohelet, in the Bible. The Bible has many miraculous moments. One of them was your decision to bomb Fordo. E questa era una giornata storica, ovviamente, con il presidente americano Trump a Tel Aviv, alla Knesset, lunghi minuti di applausi per il capo della Casa Bianca da parte di tutti i parlamentari che si sono alzati in piedi, e intanto proseguono le manifestazioni pro-PAL. A Padova c'è allerta in stazione per evitare altre occupazioni dei binari. Stazione sorvegliata speciale nelle ultime settimane, non solo per effetto della zona rossa. Lo scalo ferroviario è controllato da poliziotti della Polfer ed agenti in borghese per evitare che durante le manifestazioni pro-Palestina qualcuno possa occupare i binari, come accaduto a Treviso o Firenze. Nelle scorse settimane a Padova la stazione era stata spesso punto di partenza di manifestazioni e cortei. Il 16 settembre poi ci sono stati anche momenti di tensione tra manifestanti e poliziotti, quando i partecipanti all'evento avevano tentato di entrare per raggiungere le banchine. Pochi giorni dopo una ragazza si era stesa sui binari del tram, sempre in stazione, urlando Free Palestine. Ma il giorno cruciale sarà domani, quando centinaia di attivisti dei centri sociali si ritroveranno proprio in stazione a Padova per partire alla volta di Udine, dove in serata è in programma la partita Italia-Israele. Una mattinata di grande speranza per la pace, quindi, con la liberazione di tutti gli ostaggi, e noi siamo andati a Vicenza, città della base americana Ederle, dove c'è molta attenzione rispetto a quello che sta accadendo. Sentiamo i nostri colleghi vicentini. È scoppiata la pace, qualcuno invece vede ancora tanti margini, sono tante incertezze? Beh, le incertezze ovviamente permangono e non si risolvono certamente dall'oggi al domani, però insomma siamo fiduciosi, speriamo che sia la volta buona, insomma, dai. Visto da Vicenza, magari con le basi americane, lei era preoccupato anche per le ripercussioni che potevano anche sorgere qui? Non più di tanto, perché penso ci siano altri siti più importanti di Vicenza. Per noi di una certa età abbiamo sempre visto gli americani come un segnale, una presenza meglio rassicurante. Sicuramente possono essere anche degli attentati, il pericolo c'è sempre, che ci possono essere anche attentati nella base o nel territorio. Quello che bisogna stare attenti adesso è la seconda fase anche degli accordi, così che più da vedere come va nella seconda fase, vedere se Hamas veramente rimane con queste sue posizioni, quelle che ha dichiarato. Questa per me è la preoccupazione più elevata. Sicuramente un bel segnale di ottimismo, la speranza è quello che tutto possa finire al più presto. Io la guerra l'ho già vissuta da bambina, ho dei ricordi pazzeschi e ben precisi, quindi speriamo nella pace. C'è ancora moltissimo da capire cosa succederà dopo, insomma. Senta, noi che abbiamo le basi americane anche qui a Vicenza, preoccupazione? Noi siamo la succursale dell'America, c'è poco da fare, quindi siamo sempre alla decisione di Trump. Sappiamo bene che c'è chi addirittura ha detto che bisognerebbe dargli il Nobel per la pace, insomma non sono proprio di questo avviso, però va sempre accolta favorevolmente, la parte di pace che si sta verificando, ecco, quindi sicuramente positivo. E quindi ottimista? Mediamente.
mediamente, perché queste cose iniziano sempre bene e poi bisogna vedere come finiscono. Per me è sempre positivo quando si ristabilisce la pace e le parti trovano un accordo, siamo tutti contenti perché il mondo deve vivere in pace. Certo, sono fiducioso perché la vita dobbiamo avere fiducia, se no non si può andare avanti. Senza fiducia non si va da nessuna parte. Malgrado tutto quello che succede, però bisogna avere fiducia. È un segnale finora positivo, però bisogna vedere come si sviluppa il tutto, perché finora non lo sa nessuno. Ci vorrà tanto tempo, però intanto abbiamo cominciato e questo è già molto importante. E Donald Trump sperava fino all'ultimo di vedersi consegnare il Nobel per la pace, questa volta non ci è riuscito e allora c'è la possibilità però di ricevere il premio Leone d'Oro, perché il comitato del Leone d'Oro ha invitato il presidente americano in laguna a dicembre. Sentiamo. Tramontata almeno per quest'anno la possibilità di ricevere il premio Nobel per la pace, Donald Trump è stato invitato a Venezia dal comitato del Gran Premio Internazionale di Venezia per ricevere venerdì 12 dicembre a Palazzo Grandi Stazioni, sede della Regione Veneto, il Leone d'Oro per la pace. L'invito è già partito dal presidente dell'Ordine del Leone d'Oro, Sireno Candelaresi, un riconoscimento per quanto fatto per il cessate al fuoco di Gaza. Il comitato del Leone d'Oro ha pensato di poter invitare a dicembre a Venezia il presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, a ritirare il Leone d'Oro per la pace. Questo perché in questo momento è l'unico presidente che si sta dando veramente da fare per far pace tra i popoli di tutto il mondo. Intanto il Gran Premio Internazionale di Venezia si conferma luogo d'incontro per premiare eccellenze imprenditoriali, sportive, culturali, dell'arte, della sanità e della cucina. Da tutto il mondo, in particolare dall'Italia, il Veneto e Venezia sono stati ben rappresentati dal Leone d'Oro conferito al sindaco di Verona Damiano Tommasi, mentre la taglia con il sigillo del Leone d'Oro è stata consegnata all'imprenditore veneziano Emiliano Biracu per la sua capacità imprenditoriale e impegno per la città. Essere qui dopo un elenco di personalità, di imprenditori, di personalità del mondo della medicina e anche dell'accademia è sicuramente un onore, ma è anche un impegno, ma è un premio soprattutto a quanti hanno reso possibile quello che stiamo facendo, sia come amministratori, quello che abbiamo fatto come associazione calciatori, quello che ho fatto in campo. È sempre, come abbiamo ribadito, un gioco di squadra. Non è un traguardo, ma è un inizio per poter lavorare di più con molto impegno e passione per la mia città, per poter coniugare il difficile rapporto che c'è tra l'economia, cultura e comunità. E in attesa che Donald Trump venga in laguna per ricevere il Leone d'Oro, c'è una guerra proprio tra la Casa Bianca e il presidente cinese sul versante economico e finanziario, con Trump che minaccia dazi pesantissimi per Pechino e intanto tra pochi mesi si sentiranno gli effetti dei dazi voluti che hanno portato a un aumento del 25% del prezzo dei nostri vini sul mercato americano. Bisogna aspettare 3 o 4 mesi per capire veramente da che parte, quale sarà il risultato vero, ma quando c'è un dazio non fa mai bene, perché è comunque o un'erosione di margine o una riduzione delle vendite. Di sicuro c'è solo che l'impatto ci sarà, ma quanto saranno gravi le conseguenze dei dazi americani sulla nostra produzione vinicola rimane ancora difficile da stabilire con certezza. Secondo Matteo Zoppas, attuale presidente dell'ICE, l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, i contraccolpi sul mercato americano non saranno uguali per tutti. Il prezzo finale non sta ancora scontando il 15% di dazio, c'è il tema anche del cambio euro-dollaro che comunque va a incidere un altro 10% sul prezzo medio dell'anno scorso, quindi alla fine l'onerosità potrebbe essere di un 25% in più, ed è chiaro che col 25% ci sono alcuni prodotti che magari sono quelli un po' meno che hanno un'identità un po' meno forte, che possono essere cambiati con altri prodotti che in questo caso possono essere non italiani. Nel corso degli ultimi decenni il comparto vitivinicolo veneto ha conosciuto una crescita continua e il Prosecco si è imposto come un marchio di successo internazionale.
Di fronte alla nuova sfida, il settore non può che proseguire con la politica adottata finora. Continuare a stare insieme, primo obiettivo, e far capire l'importanza dello stare insieme. Attenzione, non sto parlando di stare insieme solo come produttori, cosa che comunque dobbiamo continuare a battere come tasto, ma come comunità. Perché mi piacerebbe che la comunità tutta si sentisse partecipe di un progetto, quindi una sorta di collante tra tutte le istituzioni, i comuni, i sindaci, li abbiamo visti, la provincia, la regione, lo Stato, il Ministero, ma soprattutto a noi. Intanto si continua ad analizzare ogni movimento del mercato. Al momento si sta assistendo, dice Zoppas, ad una riduzione sia del sell-in, cioè dei prodotti acquistati dai punti vendita per essere venduta nei negozi, che del sell-out, vale a dire i prodotti comprati dai consumatori. Sono stati fatti i magazzini in funzione degli annunci che sono stati fatti dai dazi, quindi bisogna capire ancora quanto ce n'è. Vediamo adesso il terzo giorno di protesta all'Istituto Follador di Agordo contro le decisioni assunte dalla dirigente scolastica che stanno mettendo in difficoltà studenti e famiglie e che minano il futuro della storica istituzione scolastica agordina. Dirigente scolastica mutinata all'interno dell'istituto per segnare la distanza fra l'istituzione e gli studenti sostenuti dalle famiglie e dai sindaci dell'Agordino. Impossibile tentare un dialogo sulle decisioni unilaterali di Antonella Paceri, alla guida del Follador da un paio d'anni, che il giorno prima dell'avvio del nuovo anno scolastico, senza preavviso e senza contraddittorio, ha cambiato l'orario scolastico già concordato con Dolomiti Bus e che andava incontro alle esigenze delle attività pomeridiane degli studenti e delle famiglie. La tensione è cresciuta in queste settimane, è sfociata nella protesta pacifica degli studenti, giunta ormai al terzo giorno. Posso dire che in 40 anni di insegnamento non ho mai visto una situazione del genere, come da quando è arrivato questo nuovo dirigente con 2G. Al fianco dei ragazzi, docenti, ex docenti ed ex studenti del Follador, autorevoli e di chiara fama come il geologo Vittorio Fenti, che non usa mezzi termini per definire la situazione che sta creando scompiglio in tutto l'Agordino. Ci sono stati almeno 150 anni senza problemi d'istituto e allora vengono creati problemi artificiali per la sindrome del protagonismo di qualcuno che dovrebbe cambiare mestiere. Anche Claudio Sito è un ex studente del minerario di Agordo e in passato anche amministratore locale. Sono qui per difendere i 150 anni di storia di questo prestigiosissimo istituto. Io la vedo male perché io sono stato amministratore, ci siamo riempiti in tutto l'Agordino la bocca di preoccupazione per il calo demografico se continuiamo a togliere servizi, e io non vorrei mai leggere il prossimo anno che sono calate le iscrizioni per colpa di atteggiamenti rigidi. Come abbiamo riferito nelle scorse ore, la provincia ha posto la questione al dirigente dell'ufficio scolastico regionale Marco Bussetti e l'obiettivo è di arrivare il prima possibile alla composizione degli attriti emersi con lo scopo di ripristinare la tranquillità dell'ambiente scolastico. La situazione è nota all'ufficio scolastico regionale che sta lavorando con l'ufficio territoriale di Belluno. Se ci fosse serietà ci sarebbe il provveditorato agli studi di mettere in regola, non si possono lasciare queste situazioni insolute per una scuola che ha una storia, ha una regolarità e a mia memoria, che ho 82 anni, qualcosa mi ricordo, non ci sono mai stati problemi. Servizio di Tiziana Bolognani, che è la responsabile della nostra redazione bellunese. Andiamo in pubblicità con Francesca Pezzi e Alberto Pivetta in regia. State con noi. Il caso di Beatrice Venezzi, direttrice d'orchestra che gli orchestrali della Fenice non vogliono. Vediamo il titolo della nuova di Venezia, un concerto in campo contro la sua nomina. Assemblea e musica per lo sciopero indetto per la prima del WOZEC in programma venerdì 17 ottobre e contro la nomina di Beatrice Venezzi come direttore musicale. Appuntamento alle 18 in campo Santo Stefano. Trentin della FIAS dice: vogliamo mobilitare la cittadinanza veneziana. Quindi tutti contro la direttrice Venezzi, ma c'è chi la difende e c'è chi sostiene che ha tutte le carte in regola
per avere quel ruolo con un curriculum di grandi successi internazionali. Lorenzo Maier l'aveva intervistata a marzo, prima che scoppiasse la polemica, e lei spiegava in questa intervista esclusiva qual era il suo concetto di musica. Vediamo. Nel marzo scorso, quando ancora erano ben lontane le polemiche per la sua futura nomina al Gran Teatro La Fenice, la direttrice Beatrice Venezi già spiegava con chiarezza i punti cardini del suo concetto artistico-musicale. Venne a Venezia per partecipare a un dialogo con gli studenti del Conservatorio, insieme al presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco. Un documento video inedito, ma andato in onda prima di ora, con Media Nord-Est, che fu l'unica emittente, grazie al presidente della Biennale Buttafuoco, ad avere l'occasione di intervistarli in esclusiva, parole che ancora oggi, anche alla luce delle polemiche, suonano più che mai attuali ed interessanti. Sono molto felice di questo incontro con gli studenti del Conservatorio di Venezia. Avremo modo di parlare dello stato dell'arte, un po' del mondo del teatro musicale e perché no, del suo futuro soprattutto. Ai giovani, come dire, la prospettiva del futuro di queste grandi istituzioni e soprattutto di questo nostro grande patrimonio. Avvicinare i giovani in una bottega dell'arte, ecco il primo punto del suo progetto artistico. Qual è il messaggio secondo lei che volete portare ai giovani? Si tratta di recuperare un po' il concetto della bottega, un termine legato al Rinascimento, ma che oggi secondo me è quanto mai necessario, un Rinascimento che è quanto mai necessario, anche nella forma d'arte che mi è più vicina, che è quella del melodramma. Oggi si sta perdendo la capacità di scrivere opera all'italiana, quindi l'opera fatta di melodia, un'opera che appunto per la quale è necessario un artigianato specifico, la collaborazione tra il compositore e il librettista, per esempio, capire queste grandi architetture, la struttura e quant'altro. Dunque, ecco, una bottega dell'opera in cui recuperare quella che è una grande tradizione, proseguirla e innovarla. Domani la consegna del Leone d'Argento a Ca' Giustinian, che fa entrare nel vivo la 69esima edizione del Festival internazionale di musica contemporanea della Biennale di Venezia. La Leone d'Argento, restiamo quindi con la musica, sentiamo. Stella dentro è il titolo e il filo conduttore tra note e armonia della 69esima edizione del Festival internazionale di musica contemporanea della Biennale di Venezia. La consegna del Leone d'Argento nella Sala delle Colonne di Ca' Giustinian farà entrare nel vivo il ricchissimo programma di concerti, eventi e appuntamenti che dall'11 al 25 ottobre animeranno la città nel segno della musica con amore e passione. Direttrice artistica, la giovanissima e brillante direttrice Caterina Barbieri, già al timone di un evento di richiamo mondiale. Il titolo del mio festival è La Stella Dentro, un'immagine diciamo poetico-simbolica che si ispira all'idea di musica come la stella dentro, quindi desiderio di vastità, di infinito e anche contemplazione estatica dell'inconoscibile. Il mio rapporto con Venezia è una città, forse è la città più bella del mondo. Appena arrivo qua mi sento ispirata. Quello che mi piace di Venezia è la sua mutevolezza, i giochi di riflessi, di luce, il movimento perpetuo dell'acqua, che secondo me è un linguaggio molto simile a quello della musica. Quindi nel mio festival vorrei esplorare, diciamo, il potere mutevole e metamorfico della musica ispirandomi al paesaggio di Venezia. Non è un caso dunque che ad aprire il festival è un corteo musicale sull'acqua. Dopo il successo straordinario della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia diretta da Alberto Barbera, tocca ora alla musica a proseguire la stagione dei festival. Le aspettative ci sono per questi festival molto alte? Altissime. Io immagino già il botteghino festante, un ulteriore tassello che fa un unico meraviglioso festival che mette insieme le arti performative e stabilisce anche un principio che è quello dell'incamminarsi verso ciò che genera, verso ciò che è ulteriore, verso ciò che richiede a tutti noi una consapevolezza che coinvolge gli artisti e il pubblico.
Il presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, al microfono di Lorenzo Maier. E vediamo questo fine settimana, in molti hanno approfittato dell'occasione data dal FAI per visitare più di 700 luoghi poco conosciuti o spesso inaccessibili in oltre 350 città italiane. Tra i primi 3 per visitatori anche una storica villa nel Padovano. Sentiamo. Record di visitatori per le giornate FAI d'autunno. In 415.000 in tutta Italia hanno approfittato del fine settimana indetto dal Fondo per l'Ambiente Italiano per permettere di visitare luoghi storici e segreti. Rispetto all'edizione 2024 si segna quindi un più 8%, un successo di pubblico in tutta Italia e un successo a Padova. Tra i siti del FAI, infatti, tra i più visitati c'è Villa Vescovi a Luvigliano di Torreglia, risultato il terzo a livello nazionale per presenze. Davanti alla storica villa sui Colli Euganei troviamo Villa Gregoriana a Tivoli in provincia di Roma al secondo posto e Villa del Balbianello in provincia di Como, sito più visitato in questo fine settimana. Andiamo a Belluno, dove da 20 anni uniscono gusto, eleganza e solidarietà le socie di Inner Wheel Belluno, che tornano nel cuore della città in Piazza delle Erbe con il loro mercatino vintage, diventato negli anni un vero punto di riferimento per chi cerca capi unici e per chi desidera contribuire ad una buona causa. Da 20 anni il centro storico di Belluno si colora di amore e di solidarietà. È il mercatino vintage organizzato dalle socie del club Inner Wheel, un evento che coniuga eleganza d'altri tempi e impegno sociale. È un'iniziativa che ormai facciamo da 20 anni, con successo devo dire, perché grazie ai contributi che riusciamo a raccogliere abbiamo realizzato moltissimi service sociali. Abiti eleganti, borse firmate, accessori per ogni stile, ogni acquisto è un gesto che guarda al futuro solidale. L'organizzazione è puntuale, parte dall'apertura degli armadi per contribuire all'allestimento del mercatino, che è diventato appuntamento che rinnova ogni anno il suo valore. Portare in dono non solo oggetti, ma possibilità per cucire un domani più giusto. Questo service è dedicato quindi ad un'associazione che si chiama Bucaneve e che ha una sua sede anche a Castion, e lì ci sono bambini di tutte le età fino ai 18 anni che hanno bisogno di stare in ambienti, ambienti sicuri e sereni prima di fare il passaggio per le adozioni. Una rete di affetto e di vicinanza che anche grazie a iniziative come questa riesce ad accendere una speranza concreta per tanti bambini. Abbiamo fatto tantissimo in questi anni e a volte ci stupiamo noi stessi della capacità, no, che abbiamo anche di come ci siamo organizzati, ecco, per poter fare questo mercatino che è nato in sordina, ma è stato subito una gioia. Il mercatino vintage in Piazza delle Erbe è aperto da inizio ottobre ogni venerdì e sabato fino all'8 novembre, mentre in occasione della ricorrenza del patrono San Martino lo si potrà visitare tutti i giorni da lunedì 10 a domenica 16 novembre. Tra cappotti, abiti, borse ritrovate e accessori c'è un filo invisibile che unisce moda e solidarietà, e a Belluno da 20 anni continua ad offrire bellezza e speranza. Il centro servizi Umberto I a Treviso diventerà la 12ª contrada del Palio di Monte Belluna. L'annuncio durante una visita con giochi e musica dei figuranti dell'ente Palio alla casa di riposo. Giochi e musica assieme a momenti di confronto intergenerazionale, di condivisione di ricordi e di emozioni. Ma soprattutto la giornata di festa all'Umberto I ha scritto un nuovo capitolo nella storia dell'associazione Il Palo del Vecchio Mercato, perché la casa di riposo diventerà la 12ª contrada del Palio di Montebelluna. Il personale, i volontari e i familiari a gareggiare, i residenti a fare il tifo. Loro hanno fatto la storia prima di noi all'interno del Palio. E devo dire che anche oggi questa proposta che hanno fatto, che ci onora tantissimo, di creare la 12ª contrada e rassegnarla proprio alla contrada Umberto I, è un onore enorme per il Palio, è un onore per quella che è la nostra tradizione, la nostra storia,
che abbiamo cercato anche di trasmettere durante il Palio e che oggi trova un sigillo che rimarrà negli anni. L'annuncio ha suggellato la visita dell'associazione, durante la quale un primo gruppo di figuranti del Palio si è fermato al centro diurno Agorà per una serie di giochi sportivi che ha coinvolto anche i residenti del nucleo Fantasia, mentre un secondo gruppo visitava i nuclei residenziali. In particolare nel nucleo Sogno, dedicato a persone con Alzheimer o demenza, si è tenuto un momento di intrattenimento musicale e una piccola sfilata storica. Un evento all'insegna della condivisione, dell'apertura del centro di servizi al territorio, alla società e al territorio di Montebelluna, all'insegna della valorizzazione delle nostre generazioni, dei nostri anziani, dei nostri padri che tanto ci hanno dato. Vediamo i Medici con l'Africa QAM che compiono 75 anni dalla fondazione. I sostenitori dell'organizzazione no profit hanno lanciato un messaggio: crescere il futuro va fatto insieme. Convincere le nazioni, convincere questo mondo a dire basta all'uccisione delle mamme e dei bambini a Gaza, in Ucraina, io penso all'Africa, in Sud Sudan, dove sono queste zone, l'Etiopia. Ecco, da domani mattina ciascuno deve fare la propria parte fatta bene, con lo sguardo aperto al mondo, sapendo che o cresciamo tutti in una logica di vicinanza e di condivisione o non riusciamo a fare passi in avanti. Crescere il futuro è il proposito del QAM, la più grande organizzazione italiana che promuove la salute delle popolazioni africane. Oltre a curare le numerose malattie endemiche, medici sanitari e sostenitori promuovono lo sviluppo di sistemi sanitari sostenibili. In un flash mob a Vicenza l'invito degli organizzatori in vista del 75° anniversario della fondazione è stato quello di alzare lo sguardo del quotidiano di ciascuno e prestare più attenzione a quello che succede intorno a noi. E io mi sono aggregato al QAM perché questo è quello che il QAM porta avanti, cioè quello di mettersi al servizio di chi ha più bisogno. Un grosso punto è la partecipazione a tutto quello che ti avviene, che ti capita intorno, che può essere, che ne so, una fiera, la scuola, attività che fanno i giovani. Sì, bisogna avere degli occhi molto aperti per quello che intorno a noi come gruppo viviamo e assistiamo. Sono rientrato dal Sud Sudan, che frequento ormai dal 2008, e in particolare dall'ospedale di Rumbek, che è nello stato dei Laghi. C'è una povertà immensa, però bisogna insistere molto, voler bene, insistere per far crescere anche così non solo la capacità e la coscienza di accedere ai servizi, ma soprattutto anche nel creare formazione, perché tramite la formazione si riesce anche ad incidere notevolmente nei bisogni del paese stesso. I Medici con l'Africa, con il mitico Don Dante Carraro. Andiamo in pubblicità, torniamo subito, state con noi, grazie. Andiamo nella splendida Castelfranco, Veneto, per fare un bilancio del camminamento sulle mura. Vediamo. È già da record il numero delle visite alle mura di Castelfranco, aperte per la prima volta nella storia alle visite del pubblico lungo il camminamento di Ronda. Dal giorno dell'inaugurazione, il 6 settembre, alla fine del mese sono stati 3.843 visitatori, di cui 1.700 circa paganti. L'ingresso è gratuito per i residenti nel comune, costa appena 3 euro per tutti gli altri. Un successo inaspettato che conforta l'investimento che è stato fatto e la visione che abbiamo avuto come amministratori di dare, perché non si può dire ridare, no? Dare ai nostri cittadini la possibilità di vedere Castelfranco Veneto da un punto di vista diverso, che è meraviglioso dal camminamento delle mura. La sua più grande sorpresa salendo per la prima volta lassù? L'emozione di vedere Piazza Giorgione dall'alto, lo scorcio che dà su Piazza Giorgione e soprattutto sulla Pedemontana, e vedere le montagne, l'Asolano che fa da Quinta a Piazza Giorgione, è stata un'emozione forte.
E proprio la città del Giorgione si propone come nuova tappa di un circuito che coinvolge tutti i centri murati, attirando turisti dall'Italia e dal mondo. Noi facciamo parte dell'Associazione Città Murate, abbiamo avuto anche il privilegio all'inaugurazione di avere il presidente dell'Associazione Città Murate a Castelfranco Veneto, con i quali si fa rete per promuovere turismo che verta appunto sulla visita di città murate, dei camminamenti laddove vengono aperti e di tutto quel contesto che riporta al Medioevo, che fa insomma del nostro territorio ancora un grande bel punto di riferimento storico. Grande mobilitazione domani a Udine delle forze dell'ordine in vista della partita Italia-Israele. Come sta vivendo la vigilia di questa partita, anche della manifestazione che ci sarà al corteo? In un modo vedo il lato positivo, però vedo anche il lato negativo, perché è una partita importante a livello non solo sportivo, capisce? Quindi il lato positivo qual è? Il lato positivo è che è un gioco praticamente, una partita tra due squadre che a livello sportivo non si può pensare quello che si sta pensando, mentre a livello invece di sicurezza e cose del genere è un po'... Avete qualche preoccupazione? Sì, perché è ovvio, perché sono momenti veramente brutti. Preoccupato o meno di questa giornata? Ma no, qua penso che non succederà niente, qua a Udine penso. Comunque io sono proprio lì vicino a dove alloggiano loro, in Viale Ledra, quindi disastro. Per le limitazioni e le misure di sicurezza? Chiuse, sì, così. E quindi domani andrò fuori zona. Si allontana? Si allontana, esatto. C'è qualche disagio, ma come preoccupazione non avverte, insomma, dei timori? No, non credo che ci siano qua problemi. A Udine, penso, non so, spero anche, dai, diciamo così. Signora, lei da udinese come sta vivendo questa vigilia della partita e poi della manifestazione Propal che ci sarà in centro città? Diciamo in maniera serena, credo di essere una persona aperta, quindi indipendentemente dalle idee che una persona può avere e che non esprimo perché insomma sono estremamente personali, ritengo che lo sport possa aiutare in questo momento a pacificare gli animi. Quindi è favorevole a questo appuntamento, non ha dei particolari timori? Sinceramente non mi sento insicura. Una giornata normalissima, è un lunedì normale, c'è parecchia gente che gira, domani sera c'è una partita importante per l'Italia perché deve vincere, dovrebbe vincere, basta. Poi possono esserci delle manifestazioni che non ne capisco il motivo, perché stiamo parlando di una partita di calcio. Però anche nel calcio è sfruttato per delle cose esagerate. Teme dei possibili... Allora queste erano dichiarazioni dei cittadini di Udine raccolte dai nostri colleghi e vediamo la Barcolana, è stato un grande successo, davvero una giornata fantastica, la 57esima edizione è andata ad Arca di Furio Benussi. Sentiamo. La Barcolana è un affare di famiglia, B come Benussi, nello specifico F come Furio, M come Marta, G come Gabriele. E chissà che in futuro non si aggiungano altri eredi sempre guardando al cielo, da dove soffia il borino dal sorriso di nonno Dario. Non può essere che questo l'incipit di una regata vinta per la terza volta di fila, la quarta della sua storia da Arca SGR, timonata da Furio Benussi, che ha avuto come unico vero avversario la figlia Marta, con in pozzetto zio Gabriele a bordo di Marta 07, l'imbarcazione votata alla crescita dei giovani talenti della vela nostrana, con il team Young, zeppo di studenti dell'Istituto Nautico. Una prova di destrezza per le due big e per Prosecco Doc, il maxi degli armatori Claudio De Martis e Pompeo Tria, che ha conquistato la medaglia di bronzo. Una regata risolta dai due Benussi, padre e figlia, subito dopo il passaggio alla prima boa con una tattica magistrale, mentre il vento, inizialmente a 6 nodi, girava di 20 gradi, entrambi gli scafi si trovavano nella posizione ottimale per passare il disimpegno a boa 2. Il resto della flotta invece è rimasto bloccato in un buco di vento con il conseguente gap fra le prime due e tutte le altre. La lotteria di Eolo ha messo in difficoltà Prosecco
Prosecco, girato in sesta posizione, mentre brillante terzo il primo passaggio di Ancilla Domini con al timone Andrea Illi, ottimo ottavo alla fine. Dunque una regata spaccata a metà, mentre le prime due trionfavano, le altre lottavano per il piazzamento. Ed ecco che dietro a Prosecco ci sono Nice, l'imbarcazione delle fiamme gialle, Blue Next, Shining, Anemos seconda, Ancilla Domini, tutta Trieste, Adriatic Europa, Anywave e 12° lo scafo targato Fincantieri. Poi la lotta di banchina, di circolo, di compagni di pontile tra i 1865 scafi iscritti e le 15.000 persone a bordo che hanno goduto di una giornata ideale per la vela. Caldo quasi estivo, vento il giusto per non esagerare e il giusto mix fra tecnica e festa, fra Pozzetto e Cambusa. Un grande successo in famiglia con i Benussi, sentiamo quindi Furio e la figlia Marta. Dai che festeggiamo! Allora, emozioni, la Barcolana non finisce mai di darti emozioni. Oggi ne ho provate di nuove. 2 giorni fa sono andato a camminare per città che era tanto tempo che non riuscivo a farlo, mi sono venuti i brividi, sono tornato indietro di 30 anni. 20 anni fa vincemmo la nostra prima Barcolana con record. Il bilancio è strapositivo perché una città che risponde in questo modo non si trova al mondo. Grande l'organizzazione, la sinergia che hanno fatto con il comune, con le istituzioni, spettacolare, e per noi il progetto non può essere altro che positivo, con i ragazzi che hanno portato a casa il Women in Sailing, un secondo posto clamoroso. Un'emozione che è difficile, credo un genitore riesca a provare in questo modo. Dici Barcolana, dici Benussi a sto punto? Beh, direi proprio, in questo caso direi proprio di sì, primi e secondi. Complimenti ai primi perché hanno fatto un'ottima regata e devo dire complimenti al mio equipaggio perché sono stati bravissimi. Noi abbiamo l'equipaggio Young e le nostre aspettative erano alte ma non così alte, quindi abbiamo sicuramente fatto meglio di quello che pensavamo e questa è una grande soddisfazione perché abbiamo fatto un po' di allenamenti, abbiamo fatto crescere questi ragazzi, il più giovane 15 anni, e Marta al timone è stata bravissima, devo dire, perché ha avuto un po' di esperienze con Arca ma oggi è stata veramente superba. Allora siamo tutti contentissimi di essere arrivati secondi, non ce l'aspettavamo, almeno io non me l'aspettavo. Ero consapevole di riuscire a fare un buon risultato perché comunque abbiamo lavorato sodo per questa Barcolana e contando anche l'alto livello delle barche contro cui regattavamo, insomma sorprendente, siamo contentissimi, siamo grati a papà che ci ha fatto fare, ci ha dato la disponibilità, diciamo, di partecipare in questo progetto e finalmente sono contenta di essere riuscita a prendermi Women in Sailing, non ce l'avevo mai fatta, quindi ogni traguardo è importante. Complimenti ai Benussi, gli ospiti di Focus di questa sera: Alessio Albertini, Fabiano Barbisan, Laura Besio, Lorenzo Damiano, Khaled Alzer, Pietrangelo Pettenò, Silvia Susanna e Michele Tualdo. Grazie, buona giornata, arrivederci.